essere 20 atas con Novis. Si invieranno ai 16 di dicembre gli vaccini Spy Frus e Pai Fantas dai 5 ai 11 Heinz. Il Friuli Vignese Giulia ha deciduto di organizzare giornate dedicate ai under 12 per campagne vaccinali dentro. Fin dall'anno invece la Regione conta di somministrare le 400.000 dosi di vaccini a disposizione. Quindi mette in sicurezza le categorie prioritarie, sarà commentato il vicepresidente Riccardo Riccardis. Gli spietis sono determinati da disponibilità di dosi, più o meno 88.000 persone delle categorie prioritarie e quindi anche prenotarsi, speriamo che con il new fan arrivi 9 dosi per rispettare dal DUT le agendis. E la fase under 19 che conta più infes in queste ultime 24 ore, il bolletin di voi, il 26,1% dai 380 voti positivi schiattati su 3.303 tampons molecolari e 6.652 prove svelti antigenici. 6 in marzo, un uomo di 76 anni di Davian, un di 76 di Trieste, un di 85 di Sandorli de Val, una femmina di 91 anni di Mugle, un uomo di 92 anni di San Quarin e una femmina di 94 anni di Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29 con 300 pazienti in ares medicis. E il presidente della regione Massimiliano Federica è stato messo sotto scorte per minacce pesanti che le oggetto di timp de bande dai Novax. Le sosposizioni a pro di vaccine e dal Green Pass hanno fatto letari minacce come social anche scritti stai mure, chianti in minis la sua morte, la tutela de bande de sforci dall'ordine e saltate di una settimana. O speri per me fa me, alla commentato Federica, che questa situazione non va di lungo. Desenisi messaggi di solidarietà de bande dal mondo politiche nazionale e regionale. E nonostante 5 famose forestis che avevano ottenuto vari iudoris, 100 titoli e sono stati scoperti da guardie di finanza di Pordenone. Questi nuclei familiari percepivano il reddito di emergenza pur essendo ospitati in dei centri di accetto straordinari per foreste, situazioni improibite in maniera esplicita. Il REM ha proviato l'erogazione di un massimo di 100 mesadi schiappati dentro tra 400 e 800 euro sparrate. In complesso, le famose che hanno avuto 100 diritto una somma complessiva superiore ai 178.000 euro. È un inseguimento pericoloso per svis di Udin che è finito con un spironamento con un arresto. All'Istituto di Notte quando un'auto non si è fermata all'alto di due agenzie di polizia di Stato, scomenzando una fluide pericolose anche in cui in zone di stazione ferroviaria sin a Udin. L'inseguimento è terminato a base al diele dove l'auto in fluide è finita fu strade con in stesse taronde l'auto di polizia che è data dentro a un'altra macchina. Onda i due auto è arrivata a stiampare intanto che l'altra è stata fermata dagli agenti l'autista, un uomo di 41 anni di Udine, e aveva con sé 34 grammi di cocaina e 10 di hashish. È stata rimandata per motivi sanitari l'audienza in corte di assise per l'omicidio di Marinella Maurel Copade dall'OMP Livio Duca in tal settembre. Dall'anno passato Duca per motivi sanitari non ha potuto lasciare la prison di Udine e dunque l'audienza è stata rimandata a fin dicembre. E sono scomensati a Udine i lavori per restauro di Arc Bolani, la struttura è ponuta e base sulle ribe dal Chiestiel. Il cantiere la porterà alle polizie de Spieri al recupero de spars deteriorati e messa in sicurezza de ristielade. L'intervento alla sclarito il sindaco Pieri Fontanin alle un valore di 30.000 euro scovierte di una donazione di Danieli Di Buri. O esprimiamo un sintut agrat alla concluduta il pren cittadin al presidente Gian Pietro Benedetti
quel chi è un altro passo per la valorizzazione del centro storico de città. E dopo un lungo periodo di serata è tornato a Vierzi il Museo Archeologico Comunale di Atimis, che conserva c'è che non sconte il sindaco Sandro Rocco repersche vigni di diversi stati dal Friuli Sentinlu. Alla Viart, dopo un bel po' di tempo, il Museo Archeologico di Atimis c'è conservi anche esposizione. Conserve dai repers che vengono dal scavos faschi ad Artemis, ma non dome, anche di chiastie che sono posizionati comunque a limitrofos e quindi che vanno proprio a manifestare le storie dal nostro territorio. Quando si può visitare il museo? Il museo alle Arte le domenie a One e dopo di mezz'è dis 3 a 6. Allora anche per questa sera le dot, grazie di aver ascoltato, si vede domani sera, non manco un quarto. Grazie Mandi.